Allora, intanto io sono convinto che fare sinergia nel territorio sia un fattore importantissimo per uno sviluppo che riguardi tutti. È necessario unire le istituzioni al tessuto imprenditoriale, ai cittadini, alle associazioni, in modo tale che tutti assieme si possa crescere. Per quanto riguarda l'attività della Regione, sulle questioni che riguardano i territori a domanda debole come quella che può essere la Marmilla, che è piena di bellezze ambientali, archeologiche, beni monumentali e tutta una serie di biodiversità, credo che la Regione stia facendo tanto, investe nelle attività promozionali e sempre di più l'impegno è finalizzato a contribuire a dare una mano d'aiuto a questi territori che hanno comunque delle difficoltà determinate anche dall'inverno demografico e dallo spopolamento, che con azioni complessive e non isolate si può contrastare, anche se un tempo molto lungo e non è in tempi brevi ovviamente. Beh, la Regione fa e finanzia molte di queste attività, ne cito una, Primavera in Marmilla, è annualmente finanziata dalla Regione, è una promozione del territorio che riguarda praticamente quasi la totalità dei comuni della Marmilla e questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri, anche sullo spopolamento ci sono delle azioni che vanno a incidere su questo sistema.